Conferenza stampa stamane da parte dei Carabinieri di Agrigento, che ha visto la presenza anche del sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro. I militari dell'Arma della stazione di Agrigento, insieme ai colleghi del nucleo operativo, hanno arrestato un operatore sanitario specializzato in fisioterapia, poiché durante le sessioni di riabilitazione violentava i pazienti con disabilità fisiche e psichiche. Le indagini svolte nelle ultime settimane, grazie ad ausili tecnici audio e video, sono state minuziose e attente. Ci sono svariati episodi di violenza sessuale da valutare, ma la condotta posta in essere dall'uomo sembra essere inequivocabile. Approfittando delle difficoltà fisiche, soprattutto mentali, durante i trattamenti di fisioterapia assumeva atteggiamenti equivoci, sessualmente espliciti, fino a compiere veri e propri atti di violenza sessuale su quel materassino che non permetteva alle vittime di ribellarsi. Durante l'ultima seduta, i militari dell'Arma sono piombati nello studio, allontanando l'operatore sanitario dalla donna che nel frangente stava tentando di divincolarsi. Immediatamente arrestato di concerto con l'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Ci sono dei comportamenti anomali all'interno di uno studio dove vengono fatte sessioni di fisioterapia, comportamenti anomali che sfociano in violenze sessuali. Queste segnalazioni fanno da campanello d'allarme alla stazione di Agrigento, qui rappresentata dal suo comandante, che è il luogotenente Pecoraro, e al nucleo operativo comandato dal tenente Giordano, che ovviamente portano alla necessità di fare degli approfondimenti tecnici. Potete immaginare approfondimenti di tipo audio-video e di concerto con l'autorità giudiziaria, visto che quanto rappresentato assumeva la fattispecie di una forte gravità, è stata intavolata un'attività di indagine che nelle ultime settimane ci ha portato a seguire queste vicende. Sono stati collezionati degli elementi che hanno lasciato presupporre l'Arma dei Carabinieri che ci fossero effettivamente degli episodi di violenza sessuale all'interno di uno studio di fisioterapia frequentato da persone con disabilità, persone che potevano far fatica anche a fare opposizione fisica a delle ingerenze di chi era deputato a fare meramente un trattamento sanitario. Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica dottor Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore dottoressa Paola Vetro proseguiranno per appurare altri episodi di violenza avvenuti all'interno dello studio, situazione che, a detta del comandante dei Carabinieri di Agrigento, dopo quello successo a Licata giorni fa sulle sevizie fatte a persone, purtroppo si continua a parlare ancora di violenza. Abbiamo appena chiuso con voi il racconto di quello che è successo a Licata e ci ritroviamo ancora una volta a parlare di violenza. Purtroppo in una formula forse un po' più complessa, poiché mentre da una parte a Licata avevamo chi per puro divertimento scherniva dei ragazzi con difficoltà, oggi invece abbiamo delle persone che in virtù del ruolo sociale che svolgono si approfittano invece di una confidenza, trasformandola da supporto ad abuso. Intanto ci arriva un comunicato stampa in merito all'indagine dell'operatore sanitario da parte dello studio legale Scozzari e Avvocati Associati. Apprendo solo oggi dai giornali le accuse mosse al mio assistito.
Apprendo altresì che si terrà una conferenza stampa sul tema. Preciso, afferma Scozzari, l'indagato e il difensore non sono stati ancora messi nelle condizioni di conoscere il capo di accusa, ancorché provvisorio. Il fermo non è ancora convalidato. In uno Stato di diritto, afferma l'avvocato Scozzari, non dovrebbe accadere che la stampa conosca prima degli interessati fatti e atti oggetto di indagine, anche e soprattutto con riferimento ad accuse relative a reati di natura così delicata. Si invita pertanto a una riflessione sull'accaduto.